Un'opposizione costruttiva che porta l'interesse dei veneti e che cerca di incidere sul futuro e sulle cose che devono essere migliorate nel nostro Veneto. Saremmo un'opposizione molto coesa e che ha voglia di incidere. Giovanni Manildo si appresta a guidare l'opposizione in Consiglio regionale, da un lato con l'aspettativa di poter impostare un dialogo costruttivo con la maggioranza, partendo magari dai punti di contatto emersi tra le coalizioni durante la campagna elettorale, dall'altro cosciente di un peso numerico di consiglieri d'opposizione accresciuto rispetto alla precedente legislatura. La volontà di incidere nell'aula e fuori dall'aula è tantissima, c'è un entusiasmo, coesione, questa volta i numeri sono dalla nostra parte, quindi vogliamo dimostrare di essere un'opposizione che conta e diventare in futuro alternanza e alternativa. Il Partito Democratico ha eletto 9 consiglieri regionali, gli stessi di Fratelli d'Italia, diventando di fatto la seconda forza a Palazzo Ferrofini. È cambiato il mondo, prima non c'erano neanche i numeri, ad esempio per un consiglio straordinario delle audizioni, adesso ci sono i numeri per poter fare un'azione di attività politica vera. Una discussione in cui il Partito Democratico e le altre forze d'opposizione intendono portare all'attenzione dell'Aula i problemi evidenziati dai cittadini. La sanità, ad esempio, la sanità che deve essere potenziata sotto un aspetto pubblico, servizi di prossimità vicini ai cittadini, le case di riposo hanno bisogno di un finanziamento straordinario immediato, abbiamo l'assistenza domiciliare, per non parlare poi del trasporto, perché effettivamente insomma la Regione Veneto rimane quella che meno investe in trasporto pubblico locale. Chi intende farsi portavoce delle istanze dei cittadini sulla base di una fitta rete di contatti sul territorio e anche le Civiche Venete, una federazione nata a sostegno di Giovanni Manildo che ha eletto la sindaca di Silea, Rossella Cendron. Ci baseremo su quelle che sono il rapporto col territorio e quindi tutto un lavoro di tessitura e di portare i temi che sono cari e urgenti per il territorio. Quindi vogliamo avere come marchio di differenziazione proprio questo, far parlare il territorio e appunto le persone rappresentative attraverso quelle che sono la nostra federazione di liste civiche in tutto il Veneto, in tutte le province del Veneto.